Il brutale pestaggio è finito proprio qui a ridosso di un notissimo locale nel centro di Torreglia, dove nel pomeriggio di domenica i carabinieri della compagnia di Abano Terme hanno bloccato un 39enne nordafricano che stava brutalmente colpendo con calci e pugni un uomo steso a terra. Erano le 16:30 circa quando al 112 è arrivata una richiesta di aiuto. Secondo le prime indagini, il diverbio sarebbe partito a qualche centinaio di metri di distanza dalla piazza a causa di un banalissimo sguardo. Dalle parole si sarebbe passati ai fatti e ad avere la peggio è stato un 47enne albanese che vive ad Abano, finito al pronto soccorso con 2 costole rotte e contusioni varie, dimesso con una prognosi di 45 giorni. Con il nordafricano arrestato in flagranza con l'accusa di lesioni personali aggravate, altre 2 persone. Uno di loro è stato identificato. Si tratta di un moldavo di 47 anni, residente a Vigonza, denunciato per rissa, un episodio di una violenza gratuita su cui anche il sindaco Marco Rigato vuole fare piena luce. L'intenzione mia, insomma, è di approfondire la questione per capire quali sono i motivi di quanto è accaduto e se nel territorio di Torreglia in questo momento magari circolano situazioni che vanno attenzionate dal punto di vista della sicurezza. Le indagini continuano con l'esame delle immagini registrate dalle telecamere della zona. Il territorio è videosorvegliato, tra l'altro proprio un anno e mezzo fa avevamo installato anche dei nuovi apparati e le forze dell'ordine hanno fatto richiesta di accesso alla videosorveglianza. Il 39enne arrestato, già noto alle forze dell'ordine, dopo essere stato posto agli arresti domiciliari, è stato trasferito al carcere Due Palazzi di Padova. L'uomo era infatti già stato affidato in prova ai servizi sociali, prova che domenica pomeriggio è stata violata.